Buonasera, benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Catania si dimette il presidente di Confindustria Angelo Di Martino, titolare di un'impresa che avrebbe pagato per 20 anni il pizzo senza mai denunciare il racket. Concorso illegittimo, tutto da rifare. Stop all'assunzione di 46 forestali della regione siciliana. Primo in graduatoria è risultato il figlio dell'ex capo della forestale che aveva indicato la commissione esminatrice. A rischio il sogno della Gigafactory di pannelli solari a Catania. Sit-in di protesta dei dipendenti della Fruisan alla zona industriale. La produzione ancora al palo e i lavoratori adesso temono per il loro futuro. La regione siciliana in prima linea contro il caro mutuo. In arrivo un bando da 50 milioni di euro per 20.000 famiglie che non ce la fanno a pagare le rate sulla prima casa. Caro voli da oggi, online il portale per ottenere gli sconti sul prezzo dei biglietti aerei per i residenti in Sicilia, ma le tariffe sono sempre in costante aumento. Al via la vaccinazione antinfluenzale in 83 farmacie di Palermo e provincia, è gratis per gli over 65, i fragili, le donne in gravidanza e postpartum, per forze di polizia e vigili del fuoco. Catania e Messina in vista del derby, gli etnei pareggiano con la Virtus, creano molto e sprecano troppo, i peloritani vincono dopo 48 giorni e Modica salva la panchina. Ancora buonasera, apriamo il nostro telegiornale con la bufera che ha investito la ditta Di Martino, il pizzo pagato per 20 anni e dopo queste notizie si è dimesso il numero 1 di Confindustria Angelo Di Martino. Le associazioni anti-racket, ma non solo, avevano chiesto il passo indietro dell'imprenditore che nega però di aver pagato tangenti ai mafiosi. Adelaide Barbagallo. Alla fine si è dimesso. Il presidente di Confindustria Catania, Angelo Di Martino, dopo la bufera mediatica sul pizzo pagato per 20 anni senza denunciare l'estorsione, ha fatto il passo indietro, che a gran voce, soprattutto le associazioni anti-racket, da giorni gli chiedevano insistentemente. La decisione di Di Martino è arrivata durante una riunione d'urgenza del Consiglio di Presidenza. Di Martino, dopo aver espresso la propria estraneità ai fatti così come riportati sulla stampa, riservandosi di agire per le vie legali, ha deciso di rimettere il mandato e di rassegnare quindi le proprie dimissioni per preservare l'immagine dell'associazione, evitando così qualsiasi ulteriore speculazione. Il nome della sua impresa di trasporti figura nell'inchiesta denominata Doppio Petto, coordinata dal procuratore aggiunto Ignazio Fonzo contro la cosca Pillera Puntina legata al boss Giacomo Maurizio Ieni. In flagranza di reato fu arrestato Giovanni Ruggeri, bloccato all'uscita dello stabilimento di Di Martino con 4.000 euro, frutto di tangente che ammontava a 8.000 euro l'anno. Fatti confermati da Filippo Di Martino, fratello di Angelo, che ha precisato anche che l'estorsione andava avanti da 20 anni. Nelle carte del GIP si legge che lo stesso Angelo Di Martino confermava tutto, spiegando che la decisione era stata assunta dal fratello e poi mantenuta nel tempo, in quanto a chiedere il pizzo erano dei mafiosi e si era deciso di pagare per evitare ritorsioni e lavorare tranquilli. Scatta la prescrizione per 8 imputati nel processo sul cosiddetto sistema montante. Tra questi c'è anche il presidente della regione Renato Schifani, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio. I difensori degli 8 imputati adesso dovranno intervenire nelle prossime udienze per comunicare se la prescrizione verrà accettata oppure se intendono continuare il processo. L'ex presidente di Sicindustria è stato condannato per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo al sistema informatico. Magistrati, avvocati e giornalisti dialogano con gli studenti sulle mafie, un confronto per conoscere un fenomeno che cambia e si adatta. Il procuratore generale Carmelo Zucchero dice Messina Denaro non era da tempo il capo della mafia, oggi probabilmente la cupola non funziona più. Lorena Dolci. Ci sono eroi e falsi supereroi.
quelli veri ci guardano dal video in quell'immagine di Falcone e Borsellino diventata iconica. Tocca ancora oggi ai magistrati spiegare agli studenti di 10 scuole di Catania, riuniti alle ciminiere, i falsi miti che alimentano la sottocultura mafiosa. Attribuivano poteri veramente di supereroe, di persona che non accettava le prepotenze e che difendeva i deboli. Queste sono delle mistificazioni. Una mafia capace di rinascere sempre dalle sue ceneri, anche dopo gli arresti eclatanti. Matteo Messina Denaro in realtà non era più il capo di Cosa Nostra già da un po' di tempo, anche se rappresentava, ed era fondamentale per questo arrestarlo, l'epigono di quella che è stata la mafia corleonese. Ma vedete, la forza della mafia non è la sua capacità di violenza, è la sua capacità di sapersi assolutamente colloquiare e gestire col potere. Quindi quando noi non assistiamo più a fatti eclatanti non dobbiamo essere tranquilli, significa che la mafia è più forte di prima. L'organizzazione è in grado dunque di immergersi e di adattarsi, cambiando quando necessario capi e strutture. Certamente vi è una struttura di vertice ed è una struttura monolitica. Quello di cui si dubita è che vi sia un organismo di raccordo tra le varie famiglie mafiose, quella che appunto è stata a Palermo la cosiddetta cupola, la commissione provinciale. Pentiti, intercettazioni e sequestri, gli strumenti per combatterla, ma i risultati a lungo termine devono venire dall'educazione che comincia a scuola e in famiglia. Per questo l'associazione antimafia e illegalità si rivolge agli studenti, delusa da quegli adulti, commercianti o imprenditori che dopo aver negato di pagare il pizzo si ritrovano oggi nelle carte delle inchieste. Si aggrava la situazione processuale di Laura Bonafede, la maestra di Campobello di Mazara, legata sentimentalmente al boss Matteo Messina Denaro, arrestata dopo la cattura del capo mafia. L'originaria imputazione di favoreggiamento contestata all'indagata è stata modificata in associazione mafiosa. Laura Bonafede, figlia dello storico padrino di Campobello Leonardo, fedele alleato dei Messina Denaro, è cugina di Andrea Bonafede, il geometra che ha prestato l'identità al boss durante l'ultima fase della latitanza. Nel rione San Cristoforo a Catania è stata smantellata una nuova piazza di spaccio. I carabinieri hanno arrestato 6 pusher, compresi 3 minorenni. Gli arrestati sono 5 italiani, un 20enne, un 18enne, un 17enne, 2 sedicenni e un 43enne originario del Senegal. Le basi operative dello smistamento al dettaglio della droga erano 2 appartamenti. Uno era protetto da una porta blindata e da un monitor. Sequestrate anche alcune dosi di crack pronte per essere vendute, oltre al materiale utile al confezionamento. La polizia di Messina ha arrestato un uomo di 43 anni per droga e detenzione di armi. Vicino alla sua abitazione è stato trovato un pozzetto in plastica, all'interno una sacca con 15 kg di cocaina che avrebbe fruttato, messa sul mercato, oltre 15 milioni di euro. Adesso ci occupiamo del concorso per nuovi agenti della Forestale, un concorso che è stato stoppato, la Regione ha annullato le prove dopo le polemiche. Un'ispezione disposta dal presidente Schifani avrebbe confermato l'esistenza di un conflitto di interesse. Ci racconta tutto Maglio Viola. Stop al concorso per agenti forestali della regione siciliana. Lo ha stabilito la stessa regione dopo che gli ispettori nominati dal presidente Renato Schifani hanno consegnato la loro relazione. Il governatore non ha perso tempo e ha disposto l'annullamento del concorso. Tutto nasce dalle polemiche seguite alla divulgazione della graduatoria della prova scritta, in cui è risultato primo con un punteggio di 30 trentesimi il figlio dell'ex capo del Corpo Forestale Giovanni Salerno, che aveva indicato il presidente della commissione. Un conflitto di interesse in violazione dall'articolo 6 bis della legge nazionale, secondo il risultato dell'ispezione. Dall'ampia relazione presentata al presidente della regione emerge che il dirigente generale del comando del Corpo Forestale dell'epoca avrebbe dovuto astenersi dal nominare il presidente della commissione di concorso, trovandosi in posizione di conflitto di interessi. Tale principio ha trovato conferma nella giurisprudenza amministrativa del TAR e del Consiglio di Giustizia Amministrativa, dicono dalla regione. Sono stati così annullati tutti gli atti varati dalla commissione concorsuale, comprese le prove scritte seguite da 21.000 candidati a fine settembre tra Catania e Siracusa. La relazione è stata già trasmessa al dirigente generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica per i conseguenziali adempimenti di legge e per l'adozione dei provvedimenti in autotutela.
E adesso ci occupiamo di un sit-in di protesta dei dipendenti della FreeSun alla zona industriale di Catania. La produzione dei pannelli fotovoltaici non è ancora partita e allora i lavoratori temono che il sogno della mega produzione possa sfumare. Ci racconta tutto Adelaide Barbagallo. Sorgerà a Catania la più grande fabbrica d'Europa di pannelli solari e sarà la FreeSun a realizzarli nella zona industriale della città. Così veniva presentato lo scorso febbraio il megaprogetto che prevedeva un investimento di 600 milioni e 700 nuove assunzioni. Sono passati 10 mesi e la produzione non è ancora partita. La nuova proroga del cantiere preoccupa i 200 dipendenti che hanno manifestato con un sit-in indetto dal sindacato UGL. Già da qualche anno il progetto doveva partire, doveva portare ormai al completamento di tutte le linee. Questo ancora non è avvenuto. Dopo le grandi manifestazioni di inaugurazione in pompa magna facciamo un appello affinché questo progetto gli dia un'accelerata. Le ultime dichiarazioni dell'amministratore delegato che intende cedere il 50% dell'azienda a gruppi diversi da quelli che sono l'azienda Enel SPA che si era intestata a questo progetto importantissimo mette profondamente in allarme le persone. I 200 dipendenti sinora sono stati utilizzati per fare altro con turni ridotti e conseguente riduzione dello stipendio. Almeno ci diano una certezza, una sicurezza di partire al più presto con la produzione, anche perché noi ci hanno tolto i turni, ci hanno fatto stare per 16 mesi a centrale con un distacco su Eni Distribuzione, non garantendoci questo paracadute, però togliendo alcune cose, alcuni soldi da noi per noi utili. Ma ci sono delle mancanze anche nella busta paga, delle maggiorazioni turni, anche quando veniamo al lavoro sede disagiata, cose che ancora non risolvono. I lavoratori temono una dismissione o un sensibile ridimensionamento del progetto già avviato e attendono rassicurazioni. La regione siciliana aiuterà le famiglie che sono in difficoltà. Ha firmato il decreto, adesso è in arrivo il bando IRFIS con una dotazione di 50 milioni che servirà appunto ad aiutare 20.000 famiglie per pagare le rate del mutuo sulla prima casa, il servizio. C'è la firma sul decreto. In arrivo dalla regione siciliana c'è il bando per il contrasto al caro mutui. L'assessore regionale all'economia Marco Falcone ha firmato il provvedimento che mette nero su bianco budget e finalità della misura. L'idea di fondo è quella di garantire un aiuto a quelle famiglie a basso reddito che non riescono a far fronte agli aumenti dei mutui. La regione mette sul piatto un budget pari a 50 milioni di euro che dovrà servire ad aiutare una platea di 20.000 famiglie. A gestire il bando e l'erogazione degli aiuti sarà l'IRFIS, la società finanziaria in house della regione siciliana per il medio credito con sede a Palermo. Il bando, secondo le volontà del governo, dovrebbe essere pubblicato entro il prossimo 20 dicembre. Secondo l'impianto normativo potranno accedere agli aiuti le famiglie con un reddito annuale entro i 50.000 euro e che possano dimostrare di aver subito un aumento delle rate del loro mutuo per acquisto prima casa pari o superiore al 3% nell'ultimo anno. Intanto si è registrato il 10° rialzo consecutivo dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea e questo ha effetti diretti sull'economia, i mercati e i cittadini europei. La strategia di Francoforte, sebbene miri a controllare l'inflazione, ha impatti significativi sui mutui, ma anche in diversi altri settori. Le concessioni balneari adesso non scadranno a fine anno, è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione annullando la sentenza del Consiglio di Stato. Riassegnare le concessioni tramite evidenze pubbliche entro il 31 dicembre 2023 era questo il disegno che bocciava la proroga al 2033 perché è in contrasto con il diritto europeo sulle gare dei beni pubblici. Adesso ci occupiamo del caro voli perché da oggi è online il portale della regione siciliana per ottenere gli sconti sul prezzo dei biglietti aerei per i residenti nell'isola. I prezzi però sono in costante aumento. Francesco Triolo. Un modo annunciato per combattere il caro voli, soprattutto con l'approssimarsi delle vacanze natalizie. È online da oggi la piattaforma della Regione Sicilia alla quale i residenti dell'isola possono accedere per ottenere il rimborso del 25% del costo dei biglietti aerei verso gli aeroporti della penisola. Per i residenti con una disabilità dal 67% in su, studenti o residenti con un ISEE inferiore a 9.360 euro, è previsto un ulteriore sconto del 25%. È possibile
ottenere l'erogazione del contributo sino al 30 gennaio del 2025 accreditandosi ed inserendo i dati e gli allegati sul portale web. A presentare l'istanza di rimborso i viaggiatori già in possesso di biglietto acquistato dal 10 novembre per i voli dal 1 dicembre di quest'anno al 31 dicembre del 2024. La richiesta di contributo può essere richiesta tramite la piattaforma entro 30 giorni dalla data del volo. Insomma, una prima risposta, anche se da molti giudicata ancora non sufficiente, per contrastare il caro voli. L'intervento della Regione Sicilia con lo sconto sui biglietti riguarda solo i residenti, ma per i siciliani che hanno stabilito la residenza altrove per motivi di lavoro e vogliono tornare dalla famiglia d'origine, i prezzi dei biglietti sono ripresi a salire, con alcune tratte che hanno già superato la soglia dei 500 euro a passeggero in classe economica. A monitorare l'andamento dei prezzi è stata Assoutenti, che ha parlato di un vero e proprio salasso per le famiglie che dovranno viaggiare per le festività di fine anno. Partendo il 23 dicembre e tornando domenica 7 gennaio a qualsiasi orario, ci si trova a dover spendere fino a 521 euro tra andata e ritorno partendo da Bologna e atterrando a Palermo, oppure 465 euro per Catania, prezzi oltre i 400 euro anche da Torino, Pisa, Verona e Genova. Da Milano si può arrivare a spendere fino a 706 euro a seconda dell'orario della compagnia per scelta. Al via la vaccinazione anti-influenzale in 83 farmacie a Palermo e provincia. Possono accedere gratuitamente gli over 65, le donne in gravidanza o postpartum, i fragili, medici, forze della polizia e vigili del fuoco e altre categorie socialmente utili. Il servizio. Il vaccino anti-influenzale da poter fare direttamente in farmacia. È partita anche nelle farmacie di Palermo e provincia la campagna di vaccinazione contro l'influenza. Oggi hanno aderito 83 farmacie, ma l'elenco potrebbe presto allungarsi. Possono accedere gratuitamente alla vaccinazione in farmacia, quindi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i soggetti di età superiore ai 18 anni cosiddetti eleggibili o aventi diritto. Ogni farmacia provvederà tutti i venerdì a ordinare all'ASP di Palermo le dosi necessarie, pertanto è consigliabile prenotarsi per consentire alle farmacie di garantire la massima efficienza. Un compito che la farmacia ha sempre svolto da sempre e che ha dato ulteriormente capacità di saper svolgere durante il periodo della vaccinazione anti-Covid. Siamo un presidio del Servizio Sanitario Nazionale a servizio delle comunità locali e lo saremo ancor più nel prossimo futuro con la piena applicazione della norma sulla farmacia dei servizi, che darà ulteriori possibilità ai nostri pazienti di trovare in farmacia un presidio pubblico pronto a soddisfare le richieste e a dare delle risposte utili al cittadino. Anche nelle altre città siciliane a breve inizierà la campagna in diverse farmacie del territorio. E adesso parliamo di musica, un po' di Sicilia, ci sarà anche sul palco di Sanremo 2024, dai co-conduttori ai cantanti. Vediamo chi terrà alto il nome della nostra isola alla Kermesse canora più importante d'Italia. Eva Spampinato. Sarà con voi per tutta la sera il mio amico Rosario Tindaro Fiorello. Potrebbe annunciare il suo ingresso nuovamente così, Amadeus, ma stavolta Fiorello non scenderebbe le scale del palco della Villa Bellini di Catania, ma quelle più impegnative di Sanremo. Le battute arrivano dopo là, cioè quelli ridono per una cosa che è stata già risa da quelli che stanno qua, c'è il fuso battuta. Il conduttore mattatore siciliano sarà tra i co-conduttori della kermesse musicale più importante d'Italia. Già l'annuncio della sua presenza ha fatto esaltare il pubblico, che dovrà attendere però l'ultima serata del festival, il 10 febbraio, per vedere lo showman di Augusta, in provincia di Siracusa, intrattenere il pubblico come solo lui sa fare. E la comicità scelta da Amadeus per Sanremo 2024 è tutta siciliana. Ad affiancare il conduttore sul palco dell'Ariston, infatti, ci sarà anche Teresa Mannino, attrice e comica palermitana, che ha fatto dell'ironia e dei paragoni caratteriali nord-sud la sua cifra stilistica. Ho 22 cugini, sì, tipica reazione da milanese. Quando lo dico a Palermo, 22 cugini rimangono tutti così, come dire, perché normale, no? Cioè, anzi, pochi, come mai ce ne ha così pochi, penso. Saranno 27 i concorrenti big in gara e la Sicilia sarà rappresentata da un trio dai numeri impressionanti, amatissimi in tutto il mondo e per 2/3 siciliani. Il volo. Signori, si va, siamo a Sanremo. Si va. Ciao ragazzi, ci vediamo a Sanremo. Ciao. La prima partecipazione a Sanremo è datata 2009, il 2015 è l'anno della loro vittoria con Grande Amore.
Nel 2019 l'ultima partecipazione con Musica che resta. Appuntamento dal 6 al 10 febbraio. Allora, manca ancora qualche mese per il Festival della Canzone Italiana, noi intanto ci fermiamo per una piccola pausa, poi ampia pagina di calcio. Ben trovati, parliamo di calcio partendo dal Catania che per la prima volta non raccoglie 3 punti con Lucarelli in panchina. I rossazzurri pareggiano al Massimino con la Virtus Francavilla dopo una partita giocata all'attacco ma con poca concretezza. Marco Carli. Il Catania raccoglie meno di quanto meriterebbe con la Virtus Francavilla. È il dato di fatto di una partita che dice anche altro, però. Conferma la rinnovata vitalità di un gruppo che con l'arrivo di Lucarelli ha ritrovato la spinta, ma anche una tendenza a prendere gol alla prima occasione concessa agli avversari. Era successo con la Turris, è capitato nuovamente con i pugliesi. Artistico trova scarsa resistenza da parte di Curado e poi Silvestri indietreggiando gli consente il tiro di destro che si insacca nell'angolino. Poi c'è un'altra tendenza che emerge ieri ancora di più vista l'assenza di Di Carmine per riacutizzarsi del problema muscolare. Tante chance create, poca concretezza. Abbiamo concesso pochissimo, solo quella ripartenza dove oltretutto è stato bravo Artistico, ha fatto veramente un gol da centravanti vero e poi la partita è stata in controllo assoluto, in dominio assoluto, abbiamo creato tantissimi presupposti per far gol, purtroppo non ci siamo riusciti. L'allenatore ricorre all'uomo più in forma del momento, Giuseppe De Luca, e anche a Bocic perché la spinta fino al 70° è notevole, ma soprattutto nel secondo tempo sembra destinata a non sortire effetto. La Virtus si difende con ordine ma non può nulla sull'assist di Bocic e in particolar modo sul movimento da vera punta del numero 7 del Catania che stoppa, si coordina e mette in buca la palla dell'1-1. Poi assalto con i 17.000 del Massimino che spingono ma non c'è verso. Ora una settimana quasi tipo in vista della partita col Messina di sabato. Stiamo dando continuità anche alle prestazioni e questa è la cosa più importante, poi arriveranno, sono convinto arriveranno anche i gol. E dopo 5 sconfitte e nessun gol, ritorna al successo per il Messina a Teramo nello scontro salvezza contro il Monterosi. Sabato prossimo, lo avete sentito anche dal servizio in precedenza, ci sarà il derby contro il Catania allo stadio Franco Scoglio di Messina. Assente per squalifica sarà il terzino Polito. Ci racconta tutto Sergio Colosi. Federico Pacciardi e Michele Mausso, fedelissimi di Modica, gli salvano la panchina nello scontro diretto di Teramo contro il Monterosi, ma è banale nelle scelte il tecnico di Mazzara. Accade così che con gli uomini contati trova il modo di inventarsi soluzioni inattese, ma questa volta vincenti. Musi storti all'annuncio della formazione per la presenza di Pacciardi ed Mausso, preferiti a Ferrara e Zunno. Sono invece proprio loro gli autori dei 2 gol con i quali il Messina è tornato alla vittoria dopo 48 giorni. Il resto lo hanno fatto il miglior Fumagalli della stagione, la Dea bendata con 2 traverse dei laziali, imprecisi 2 volte anche dagli 11 metri. Modica respira, insieme a lui il direttore sportivo Roma e il presidente Sciotto, tornato ad essere bersaglio dei tifosi dopo una tregua di alcuni mesi. Il Messina lancia timidi segnali di risveglio, questa volta premiato da episodi che in altre occasioni lo hanno punito. Per uscire dalla crisi però serve ben altro e soltanto il mercato di gennaio in linea teorica potrà risolvere i problemi di un organico modesto e carente nei 3 reparti. Prima del giro di boa sabato prossimo derby notturna con il Catania senza lo squalificato Polito e a seguire le gare contro Potenza e Monopoli. Questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, nel ringraziarvi per averci seguito vi auguriamo un buon proseguimento di serata.